Buongiorno e benvenuti all'edizione delle 13 del notiziario di Prealpina.it. Oggi a Samarate sarà il giorno del dolore. A partire dalle 14:30 nella chiesa parrocchiale sarà recitato il rosario e subito dopo celebrato il funerale di Stefania Pivetta e di Giulia, la figlia sedicenne di Alessandro Maia, uccise lo scorso 4 maggio. Andiamo a sentire le parole ieri sera alla veglia di preghiera del sindaco di Samarate Enrico Puricelli. Da stasera iniziano 2 giorni devastanti per la comunità. Io mi sento come una mano allo stomaco che mi stringe dal dolore e dalla rabbia, che più sto vicino ai parenti e più scopro una famiglia fantastica che non si riesce a capire perché quest'uomo abbia fatto questo gesto. Insomma, sono forti, stanno lottando veramente per Nicolò. Nicolò oggi hanno avuto notizie che è stato meglio, quindi soprattutto stasera la preghiera, oltre a Giulia e a Stefania, è tutta dedicata a lui. Insomma. La comunità è piena, è pronta, la chiesa è piena, quindi forza Nicolò. A 7 anni da un'altra tragedia familiare avvenuta a Cerro Maggiore, Giuseppe Agrati, condannato all'ergastolo per l'omicidio delle sorelle Carla e Maria, fa passare al contrattacco i suoi avvocati, secondo i quali il 71enne, ora in carcere a Busto, non aveva alcun movente idoneo a giustificare un'azione così efferata. I legali hanno depositato il ricorso in appello contro la sentenza di primo grado, indicando strade alternative rispetto a quella ricostruita nelle motivazioni della sentenza. E parliamo ora di frontalieri. Il governo è al lavoro per semplificare la procedura di concessione dell'assegno unico appunto a questa categoria di lavoratori. Lo sostiene il senatore Dem Alessandro Alfieri in una nota diffusa questa mattina. Siamo in via di risoluzione della vicenda che sta preoccupando parecchie famiglie di lavoratori frontalieri relativamente agli assegni familiari, scrive Alfieri. Ho avuto con i vertici dell'INPS e del Ministero del Lavoro degli incontri e ieri, rispondendo a una mia interrogazione, il Governo ha comunicato la volontà di semplificare la procedura di richiesta dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Nel concreto, l'INPS sta già lavorando a una proposta di semplificazione dell'iter. Insomma, una soluzione positiva della vicenda sarebbe ormai prossima. E quella di domani sarà una domenica difficile per il trasporto pubblico alla luce dello sciopero proclamato dalle RSU di Trenord. Essendo domenica non sono in programma corse sostitutive in autobus se non da e per l'aeroporto di Malpensa. Ma anche in questo caso i viaggiatori devono stare attenti. A causa della concomitanza con la Stramilano, Trenord precisa che gli autobus sostitutivi delle corse non effettuate fra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto dall'inizio del servizio e fino alle 14:30 partiranno e arriveranno alla fermata M1 di Lampugnano, in via Giulio Natta a Milano, direttamente collegata a Cadorna dalla metropolitana M1 linea rossa. Al termine della manifestazione, dalle 14:30 in poi, i bus sostitutivi torneranno a partire e ad arrivare in via Paleocapa 1, nei pressi della stazione di Milano Cadorna. In particolare la prima partenza da via Paleocapa sarà quella delle 14:27, il primo arrivo quello del bus sostitutivo in partenza da Malpensa T1 alle 14:26. E in chiusura spostiamoci a Legnano, dove stasera alle 19 in piazza San Magno è in programma l'investitura civile dei capitani del Palio, la presentazione ufficiale delle reggenze e l'iscrizione alla gara in programma domenica 29 maggio. Si torna a respirare a pieni polmoni l'aria di festa, in attesa della veglia della croce di venerdì prossimo, della provaccia del 27 maggio e della sagra del Carroccio. Bene, con questo è tutto, l'appuntamento con l'informazione di Prealpina.it torna stasera alle 19. Buon pomeriggio.